Buongiorno, benvenuti. Diamo inizio a questo incontro dedicato a Bramante e Via Giulia, un problema di restauro urbanistico. Ricorderanno alcuni di voi che questa in fondo è la terza tappa di una serie di iniziative avviate ad aprile dall'Accademia Nazionale di San Luca con un convegno dedicato a Bramante e poi recentemente, anzi la settimana scorsa, con un convegno curato dalla Biblioteca Hertziana, il Max Planck Institute per la storia dell'arte, sempre dedicato a un convegno internazionale, sempre dedicato a Bramante. Vi dicevo che il mio è solo un saluto, ricordo che facciamo aprire il pomeriggio al professor Frommel, dopo gli straordinari esiti dal punto di vista editoriale di quello che era stato il volume dedicato a Via Giulia da Spezzaferro, Tafuri e Salerno, e dopo un importante contributo sempre sul Palazzo dei Tribunali e su Via Giulia, nel convegno del 1900, mi pare del 98, sì, di cui atti sono usciti solo recentemente, di Pier Nicola Pagliara con Suzanne Butters, dedicato appunto al problema di Via Giulia, al Palazzo dei Tribunali, San Biagio della Pagnotta e le problematiche attorno a un saggio molto importante di oltre 250 pagine all'interno di un volume che in realtà era dedicato a Palazzo Falconieri e alla Roma, ai palazzi barocchi. In realtà c'era questo cameo straordinario dedicato alle problematiche di Via Giulia. Do la parola al professor Portoghesi e poi al professor Frommel. Grazie.